Storia e tradizioni lunghe 140 anni per la latteria di Soligo, che oggi riunisce tutti i soci per la presentazione del bilancio 2023. Abbiamo sentito al nostro microfono Lorenzo Bruniera. Lorenzo Bruniera, presidente Latteria di Soligo, 140 anni al servizio del consumatore e 140 anni in cui siete una garanzia per il territorio. Sì, quando che i nostri avi hanno deciso proprio in questi luoghi e in questo territorio di dare vita alla Latteria di Soligo, no? È stato per una partenza di migliorare i prodotti, avere prodotti perfetti, no? Onde metterli nel mercato. Erano anni molto difficili, molto tristi, una povertà e la gente che moriva. Oggi non è più così, questi 140 anni sono stati un progressivo, una continuazione di miglioramento e di perfezione. Dobbiamo fare ancora molta strada, dobbiamo ancora crescere, però questa è la strada, questo è lo statuto che abbiamo e questo è il nostro DNA e la continuazione sarà questa. Oggi si discute, si presenta il bilancio 2023, quali sono i dati, luci ed ombre se ci sono? Come bilancio è un bilancio onorevole e assieme a determinate altre cooperative, Latte Busche e altre, abbiamo una liquidazione abbastanza significativa per sostenere i nostri produttori, perché abbiamo passato degli anni in cui i produttori avevano delle difficoltà enormi e non riuscivano più a investire. Delle aziende che non investono sono costrette a morire, infatti si nota anche quanti meno soci abbiamo di un tempo, abbiamo più latte ma meno soci. Quest'anno è stato un anno che comunque si riesce a dare questa po' di soddisfazione ai soci. Le materie prime sono diminuite perché il 2022 è stato devastante, sia, lo sappiamo tutti, luce elettrica, gas, mais, soia e quant'altro, che avevamo veramente paura che le cose non si potessero neanche chiudere, mentre quest'anno vediamo una luce diversa. Tanti investimenti all'orizzonte e bisogna stare al passo con le esigenze e le richieste dei consumatori. Sì, noi stiamo investendo, abbiamo investito anche questi anni in Soligo. Oggi la latteria ha un grosso investimento da fare a Caposile, vogliamo migliorare quelli che sono le nostre tecnologie interne, sempre un prodotto che possa essere migliore sia come qualità di gusto in bocca, ma anche che possa durare di più. Oggi il mondo sta cambiando, dal latte fresco che un giorno tutte le nostre famiglie, tutte le nostre signore andavano a prendere, oggi siamo passati a un latte più giorni, siamo passati anche del latte biologico lo stesso più giorni e del latte UHT. È un cambiamento totale, ma il cambiamento avviene anche perché questi latti più giorni sono migliorati e la tecnologia ci ha aiutato a fare che il latte possa durare più giorni. Federico Canera, assessore regionale all'agricoltura, 140 anni di Latteria Soligo, un presidio del territorio. Sì, Latteria Soligo è giustamente un presidio del territorio, ma direi che anche il sistema cooperativistico ha permesso a molti allevatori non solo di tenere questo territorio, ma anche insomma vedere riconosciuto anche il valore delle loro produzioni e in particolare anche il prezzo del latte. Oggi lo abbiamo visto in maniera chiara che insomma si è chiuso questo bilancio pagando il litro di latte a 65 centesimi quando il latte spot, dicevo lunedì scorso, era a 45 centesimi, quindi questo valore aggiunto è riconosciuto grazie anche al fatto che la Latteria Soligo per esempio è una delle poche che segue anche i sistemi di qualità QV della regione Veneto, quindi è riuscita a fare filiero, quindi a prendere anche la contribuzione ma anche a porre dei progetti importanti sul territorio. Senatore Luca De Carlo, una grande storia, quella di Soligo, 140 anni sul territorio e con i grandi valori della cooperazione.
ma soprattutto una cooperazione che ha saputo evolversi, che ha mantenuto la tradizione con tanta innovazione, che è un po' il futuro dell'agricoltura, legare il territorio e i propri operatori a un mercato importante ormai globale, ma che consenta di fare qualità e di esportarla in tutto il mondo. Un esempio da seguire. Lei viene da una realtà di montagna dove la salvaguardia del territorio è al primo posto, visto anche il cambiamento climatico, quindi non solo produzione ma proprio anche veramente tenuta del territorio. Ma tra l'altro noi abbiamo approvato un provvedimento che si chiama Agricoltura e Custodia del Territorio e che mette assieme proprio le due cose. Non esiste territorio ben tenuto senza gli agricoltori. Noi in montagna abbiamo la Lattebuschera, a Treviso Latteria Soligo, due esempi che io cito sempre quando giro in Italia e affronto temi come quello del lattiero caseario.